Supera il 3% dell'export complessivo del manifatturiero veneto, quello destinato nel complesso a Russia e Ucraina, mercati che hanno fatto negli ultimi anni della nostra regione la terza in Italia per volumi. Lo conferma Tiziana Pettenuzzo da pochi giorni, segretario generale di Confartigianato Veneto Imprese. Il mercato veneto è sempre stato molto, ha un'attrazione, io la definisco fatale, verso questo mondo, giustamente. È un mercato giovane, interessante, che acquista anche molti prodotti di lusso e quindi di conseguenza quello che ci preoccupa sono le aziende che producono lusso, moda in particolare, scarpe, ne abbiamo molte su queste. E poi i settori, quelli che stavano conoscendo, diciamo, un'escalation nella produzione, da quelli dell'alimentare, le farine. Ecco, pensate agli impatti che potrà avere il costo della farina. mm. E la ceramica, che era una forte vocazione veneta su questo. La ceramica con il suo distretto vicentino vive in questo momento anche gli effetti dei rincari di luce e gas che hanno toccato per il settore più 90%, dati che fanno temere pesanti ricadute sui 10.000 dipendenti delle varie aziende venete coinvolte, ma timori sono legati anche alla possibile contrazione del mercato interno. Il problema è legato all'inflazione, potere d'acquisto delle retribuzioni, al costo, al caro prezzi, e questo impatterà sui consumi. I consumi per noi sono, come dire, l'indice, l'indicatore dello stato di salute di un'economia. E per economie, se volete, a filiere corte, ecco, su questo c'è una riflessione da fare, la faremo nei prossimi giorni. A questi va aggiunto l'effetto del caro carburanti sul settore trasporto. Sono già allo studio alcune misure di sostegno alle imprese, da un accesso agevolato al credito a investimenti su nuove politiche per l'energia.